Come gli anni scorsi, a differenza del relatore, invece farò una relazione distinta per ciascuno dei progetti di legge oggetto della nostra discussione. Quindi vorrei cominciare con il primo progetto di legge, il PDL 230, che è diciamo, l'oggetto, il primo argomento attorno a cui proveremo a confrontarci rispetto a questa importantissima sessione di bilancio. Come sappiamo, il collegato alla legge di bilancio è lo strumento legislativo attraverso cui si possono introdurre delle modifiche normative per incrociare con rapidità ed efficacia delle necessità emergenti. Cioè il collegato alla legge di bilancio rappresenta il testo legislativo attraverso il quale noi riusciamo a costruire prodotti legislativi che ci consentano di intervenire rispetto a quelle che riteniamo delle necessità che sono emerse nel corso dell'anno. Dicevo, è uno strumento che è caratterizzato dalla rapidità, perché a differenza dell'iter previsto per esempio per l'approvazione di un progetto di legge in aula, con un semplice articolo riusciamo ad introdurre una novità normativa, e dovrebbe essere anche uno strumento efficace, cioè uno strumento che in virtù del collegamento diretto che ha con il bilancio non solo ci consente di introdurre novità, ma di farlo dotandole anche delle necessarie risorse finanziarie opportune per il raggiungimento di alcuni obiettivi. Quindi la discussione attorno al collegato, ecco perché mi interessa distinguere le tre discussioni e non farle in uno unico, perché affrontiamo tre progetti di legge che hanno modalità e finalità diverse tra loro. L'obiettivo principale del collegato dovrebbe appunto essere quella di costruire le condizioni per corrispondere in maniera più concreta alle necessità emergenti. È dunque un passaggio cruciale della sessione di bilancio. Se volessimo fare per esempio un paragone improprio tra gli strumenti di programmazione economico-finanziaria della Regione e gli strumenti a disposizione del Governo nazionale, il collegato è quello che più assomiglia alla legge di bilancio nazionale, che è una somma appunto di stanziamenti e allocazione delle risorse, ma anche di novità legislative che il Governo attraverso la legge di bilancio introduce. E quindi noi oggi partiamo nella nostra discussione attorno alla sessione di bilancio partendo proprio dallo strumento più importante, quello che ci può consentire anche di sperimentare soluzioni innovative. È un passaggio cruciale, dicevo, che però presuppone tre cose. La prima cosa è una elevata capacità di lettura dei cambiamenti in corso, perché ovviamente c'è il programma di legislatura che viene presentato agli elettori durante il voto e che poi viene realizzato nel periodo dei 5 anni, ma col collegato noi proviamo ad utilizzare uno strumento che non sta soltanto nel lungo periodo, ma che prova a tradurre in soluzioni concrete ciò che nel tempo accade. La seconda caratteristica che dovrebbe avere il collegato è la definizione di scelte strategiche di intervento. Con gli articoli del collegato noi costruiamo di fatto delle leggi nuove, dall'inizio alla fine, con un obiettivo, una finalità, delle modalità operative e uno stanziamento di bilancio. Quindi è chiaro che il collegato non dovrebbe essere uno strumento dentro il quale buttiamo tutti i dettagli che non siamo riusciti a realizzare attraverso l'iter ordinario delle leggi nel corso dell'anno. Dovrebbe essere lo strumento attraverso il quale noi indichiamo le priorità, la nostra strategia per il triennio successivo, indichiamo quali sono i problemi emergenti che vogliamo affrontare con rapidità ed efficacia, come dicevo prima. E poi il collegato, terza caratteristica, rappresenta a tutti gli effetti il programma politico del triennio successivo, perché dentro il collegato noi infiliamo le linee di azioni mirate per calibrare la nostra strategia e il nostro programma politico rispetto ad una situazione in evoluzione. Del resto, se ci pensate, con il progetto di legge di bilancio, quindi l'ultimo che andremo ad analizzare oggi, noi finanziamo soltanto le linee
di programmazione già attive, già in essere, quindi quelle che stanno in quella lettura di legislatura di cui vi parlavo all'inizio. Quindi oggi noi iniziamo a capire, proprio partendo dall'analisi del collegato, qual è la linea strategica di indirizzo politico che la Regione del Veneto di cui si vuole dotare la Regione del Veneto per il 2024 e per i 2 anni successivi. E se ci pensate, lo dico soprattutto alle colleghe e ai colleghi che siedono su questi banchi da più tempo di me, anche in Regione del Veneto tradizionalmente il collegato era il documento più importante della sessione di bilancio. Ricordo anni in cui il collegato introduceva principi legislativi veramente innovativi che poi incidevano in maniera molto rilevante sull'attività amministrativa dell'anno successivo. L'ultimo di questi collegati, ad esempio, è il primo che ha visto questa legislatura, quella del 2020, dove dovevamo, come dire, reagire a ciò che stava accadendo a livello globale ma anche territoriale in risposta alla pandemia, e in quel collegato avevamo inserito diversi interventi nuovi per affrontare appunto l'emergenza sanitaria ed economica che stavamo vivendo la pandemia. E dunque il collegato, dentro la programmazione pluriennale che è quella della legislatura e del programma di mandato che il Presidente Zaia ci ha presentato a settembre del 2020, dovrebbe misurare il grado di resilienza, utilizzo questo termine che piace, è tornato di moda negli ultimi anni, dell'azione amministrativa regionale rispetto ad un mondo che cambia. Abbiamo iniziato la legislatura immaginando i 5 anni successivi che andassero verso una certa direzione. Nel frattempo sono accadute alcune cose, poi su queste tornerò. Serve che anche l'amministrazione regionale rappresenti un certo livello di resilienza, cioè la capacità di leggere quello che sta accadendo e correggere se serve, se ritiene che serva, la propria azione amministrativa in misura il più veloce e il più efficace possibile. Allora dobbiamo, alla luce di questa premessa, proviamo a vedere come e se questo progetto di legge, questo documento economico e finanziario corrisponde a questi obiettivi che a mio giudizio dovrebbe avere. Facciamolo provando a capire qual è il quadro nel quale ci muoviamo e proviamo a capire se questo quadro è tenuto in considerazione nella costruzione di questo documento politico prima ancora che di programmazione economico-finanziario. Lo dicono tutti, lo dice anche il Ministro Giorgetti, lo dice per la verità anche la relazione accompagnatoria a questa sessione di bilancio scritta dalla Giunta. Stiamo vivendo una fase di profonda incertezza. Anzi, stiamo vivendo una fase in cui l'incertezza è talmente elevata e coinvolge talmente tanti ambiti della vita economica, sociale e politica del pianeta, che è un'incertezza che è diventata quasi un elemento strutturale e non passeggero e contingente, che addirittura somma fattore di incertezza ad incertezza anno dopo anno. Ma siccome stiamo affrontando la parte che è più strettamente connessa alla programmazione economico-finanziaria, è principalmente un'incertezza che riguarda la capacità di tenuta economica e sociale dei sistemi. Lo descrive chiaramente la nota di aggiornamento al DEF che il Parlamento ha approvato qualche settimana fa. C'è una riduzione del PIL consistente di oltre 8 punti percentuali, che vuol dire, al netto, lo dico perché un paio di settimane fa, discutendo della nota di aggiornamento regionale, qualcuno ha detto il PIL non vuol dire niente. Allora lo traduco: una caduta verticale del PIL nel giro di 3 anni dall'8,8% allo 0,7% vuol dire crisi economica profonda. Se poi la sommiamo all'aumento dell'inflazione, diciamo che diventa un combinato disposto in cui alla crisi economica rischia di sommarsi anche un aggravamento pesante sul fronte sociale. C'è un debito pubblico in forte espansione, torniamo ai livelli del 140%, c'è un indebitamento pubblico nazionale in forte peggioramento che passa dal 4,5 del 2023
al 5,3 che è quello previsto per il 2024, sempre che le previsioni di crescita, seppur molto contenute, vengano rispettate. E tutto questo, quindi il contesto nel quale ci muoviamo di finanza pubblica, in attesa che il nuovo Parlamento europeo e la nuova Commissione europea verosimilmente approvino il nuovo patto di stabilità, che rischia di rappresentare, se il nuovo Parlamento europeo e la nuova Commissione europea saranno governate da forze conservatrici, rischia di rappresentare un ulteriore cappio al collo che vedremo messo sulla testa degli Stati nazionali. Questo è il contesto nel quale ci muoviamo, quindi conti pubblici nazionali fortemente a rischio e in fase fortemente critica, e previsioni sulle tendenze dell'economia che ci riportano con le lancette dell'orologio molto indietro. Molto indietro. Ricordo in quest'Aula nel 2021 quando molti colleghi con massimo giubilo ci raccontavano di come dopo la pandemia ci sarebbe stata la ripresa e come su quella ripresa abbiamo fondato una serie di aspettative e di speranza che i dati dell'economia economici di oggi ci dimostrano totalmente infondati. Abbiamo vissuto 2 anni di rimbalzo, ma oggi siamo tornati in un contesto economico, europeo e globale fortemente critico. Fortemente critico. Questi sono i numeri, questo è il contesto nel quale anche la Regione del Veneto è costretta a muoversi, e a mio giudizio questa è la situazione generale rispetto alla quale noi, se siamo persone responsabili, non dovremmo, rispetto alla quale non possiamo prescindere. Ora, in quale contesto appunto collochiamo questa manovra al collegato? Siamo, a vostro giudizio, in un periodo normale che ci può consentire, diciamo, di avere una gestione normale, senza strappi, senza cambiamenti nelle politiche pubbliche regionali? Io credo di no, perché dopo la pandemia che ha scosso alle fondamenta le economie mondiali e anche ha disarticolato le vecchie catene del valore, ora le guerre che sono scatenate negli scenari internazionali e persino vicino ai confini europei espongono il pianeta a un rischio concreto di un'escalation militare che possa coinvolgere anche le economie occidentali. Papa Francesco ha definito il contesto geopolitico nel quale ci muoviamo come terza guerra mondiale a pezzi, ed è effettivamente ciò che sta accadendo nel mondo se noi sommiamo i fronti di crisi aperti, e stiamo parlando di conflitti che hanno non soltanto ovviamente un impatto devastante, siamo di fronte a catastrofi umanitarie che incidono pesantemente sul tema dei diritti umani, dei diritti universali, ma che hanno anche dei costi e degli impatti indiretti sull'economia delle nazioni, sull'inflazione, sul petrolio, sul tema dei tassi di interesse che si sono alzati moltissimo e che hanno prodotto quel processo inflattivo che è costato e continua a costare pesantemente, soprattutto sui redditi fissi, penso alle pensioni e ai salari e gli stipendi. E quindi siamo di fronte ad un contesto in cui negli ultimi 3 anni è stata, diciamo, colpita con intensità diversa la capacità di garantire una coesione sociale diffusa e un benessere economico diffuso. Siamo dentro un contesto stravolto da questi fatti straordinari, che ha determinato un accrescimento, un aumento, un allargamento delle diseguaglianze, perché la pandemia, le guerre, l'inflazione, l'aumento dei costi energetici, il depauperamento del fattore lavoro sono tutti fenomeni che, se letti all'interno di una complessità più vasta, non impattano nello stesso modo su tutti. Sono tutti fattori straordinari che impattano in maniera diversa, colpendo di più
chi ha meno, chi nasce nel posto sbagliato, chi si ritrova in un contesto familiare sbagliato, e colpiscono meno chi già partiva da una situazione di protezione. Quindi partivamo già da un contesto segnato da profonde diseguaglianze a settembre 2020, quando si è insediata questa legislatura, e a dicembre 2023 ci troviamo in un contesto in cui quelle diseguaglianze si sono allargate, quelle differenze sono peggiorate. Allora io credo che per affrontare questo contesto di incertezza che rischia appunto di diventare sistemico, e di fronte all'allargamento costante e progressivo delle diseguaglianze, io credo che sia necessario in questo momento, oggi, non domani, colmare queste distanze, intervenire contro queste diseguaglianze, riorientare le scelte politiche del decisore pubblico in funzione appunto antisistemica, se il sistema è quello della produzione delle diseguaglianze. E lo dico specificando, visto che su questo qualcuno ironizza, che non si tratta di ottimismo o di pessimismo, penso che si tratti di realtà e di responsabilità. La realtà di vedere quanto il Veneto stia dentro questa profonda incertezza di cui abbiamo parlato, quanto il nostro sistema economico e produttivo sia stato travolto e rischi di essere travolto dalle intemperie dei mercati economico e finanziari. L'esempio dell'export è clamoroso. Il Veneto è una regione fortissima sul piano produttivo, che ha fondato larga parte del proprio successo imprenditoriale sulla capacità di poter esportare le proprie eccellenze all'estero, ma dentro una crisi economica così profonda, che coinvolge in particolar modo i paesi verso i quali noi principalmente esportavamo, cioè Nord Europa e Germania prima di tutto, è evidente che avremo degli impatti, abbiamo già degli impatti diretti anche sulla capacità di tenuta del nostro sistema economico e produttivo. Ma vediamo come questa fase di incertezza e questo allargamento delle diseguaglianze colpisca già e da troppo tempo anche il contesto sociale nel quale siamo chiamati a muoverci, incidendo direttamente e pesantemente sulla possibilità di accesso ai servizi che anche in questa regione sta subendo e subisce un rilevante arretramento, perché anche la crisi economica non colpisce allo stesso modo tutti quanti, e anche in questa regione si allarga la fascia di popolazione che passa dall'essere ceto medio a rischiare di diventare quel pezzo di società che pur lavorando non è in grado di accedere ai servizi essenziali. Quindi leggere ciò che accade intorno a noi ci richiama a una necessità di avere un senso di realtà effettivo, fattivo, concreto, e poi ci richiama, dicevo, realtà e al senso di responsabilità con il quale noi dobbiamo chiederci davvero se stiamo, proporzionalmente al nostro ruolo e al nostro incarico, adottando politiche che siano coerenti con il contesto nel quale siamo portati a muoverci, cioè se stiamo vedendo cosa sta accadendo intorno a noi o se invece ci limitiamo a gestire un ordinario dentro una fase che ordinaria non è più e verosimilmente non lo sarà per i prossimi anni. E io lo dico davvero con tutta la buona volontà del caso: se leggo il collegato e se leggo i 7 articoli che compongono il documento politico di economia e di finanza con il quale noi dovremo corrispondere al contesto drammatico nel quale anche la nostra regione è chiamata a muoverci, io vedo 7 articoli. 7 articoli che trattano, e poi ci entrerò nel corso della discussione più specificatamente, del nodo idraulico di Bovolenta, di 2 rotonde che dobbiamo fare in una bretella tra 2 strade, del finanziamento di qualche spicciolo per uno studio per il cuneo salino, per un investimento sul rinnovo del monitoraggio del Bioce, più
un'istituzione formale del capitolo di spesa per il presidente Zaia che deve fare i grandi eventi e il marketing territoriale. Tornerò poi un capitolo a parte sulla salute mentale. Cioè, ma io non ho niente, in teoria non ho niente in contrario a questi 7 provvedimenti. Il nodo idraulico di Bovolenta, con un PIL allo 0,7%, in caduta libera di 8 punti percentuali, con una povertà relativa assoluta in crescita, con bisogni sociali inaffrontati e in certi momenti addirittura inaffrontabili, noi parliamo del nodo idraulico di Bovolenta e di 2 rotonde da fare, non mi ricordo dove, dopo. Legittimo, mi pare che non sia sufficiente, voglio usare un eufemismo, voglio non essere troppo aggressiva, non è sufficiente ad affrontare le emergenze di cui abbiamo parlato, ma non è sufficiente neppure a farci capire dove volete andare con questo impianto. Perché il mondo su cui avete costruito il vostro bilancio, diciamo, di mandato, è un mondo che è stato stravolto dalle cose che sono accadute in questi 3 anni. E dunque, di fronte a questo scenario, se la legge di collegato è questa, siamo davvero molto preoccupati. Siamo preoccupati per la scarsità di risorse che abbiamo a disposizione, scarsità che incide direttamente sulla stabilità che noi riusciamo a garantire alla nostra regione e ai servizi che sono responsabilmente in capo alla nostra regione, perché se io ogni anno devo rincorrere un euro dopo l'altro, arriverà il tempo in cui in una regione con risorse scarse quegli obiettivi non sarò in grado di realizzarli, e siamo preoccupati anche per quella che a nostro giudizio appare come un'assenza di quel senso di realtà e di quel senso di responsabilità a cui invece oggi saremmo tutti chiamati. Peraltro lo dico perché, seppure è vero che il contesto che ho provato a descrivere rapidamente è un contesto che non riguarda soltanto la regione del Veneto, forse non riguarda neanche soltanto l'Italia, proprio in questo contesto io invece penso che la funzione della regione sia indispensabile. Lo dico anche in riferimento alla considerazione che ogni tanto viene fatta: aspetteremo il governo, vedrete che dal governo arriveranno risposte, vedrete che ce la faremo, risposte che poi puntualmente non arrivano e, visto il contesto di cui abbiamo parlato, difficilmente arriveranno anche quest'anno, ma ad ognuno, ad ogni livello istituzionale corrisponde un pari livello di responsabilità. E io credo che in questa fase particolare la funzione dell'istituzione regionale sia cruciale. Uno, perché è il livello istituzionale in cui convivono, coesistono la funzione amministrativa e la funzione legislativa, cosa che non accade al governo. Tant'è che, Assessore, l'invenzione tutta mediatica che il Presidente Zaia e la Presidente Meloni hanno fatto sui fondi di coesione, che non ci sfugge, nel senso che i soldi sono sempre quelli, per finanziare sempre quelle opere, però le hanno vendute bene dentro uno show mediatico pazzesco in cui il governo dà i soldi in più alle regioni. È sempre quello, anzi il governo scarica sulla regione la responsabilità di realizzare quelle opere perché sa che non riuscirà a farlo dal livello nazionale. Quindi noi, a differenza del governo, non abbiamo in più la funzione amministrativa, quindi siamo in grado di mettere anche a terra, come va di moda dire, operativamente le eventuali scelte politiche che assumiamo, ma abbiamo anche, a differenza dei comuni, la funzione legislativa.
Quindi l'ente locale, che è certamente più vicino ai bisogni delle persone, non ha, come la Regione, la possibilità di scrivere le leggi. Quindi mai come in questa tornante complicato della storia, dove occorre, per corrispondere all'emergenza, tenere insieme l'idea con il braccio che la realizza, il livello istituzionale regionale è strategico, proprio perché tiene insieme la funzione amministrativa e la funzione legislativa. In più il livello regionale è fondamentale in questa fase perché è il luogo idoneo per mediare tra le istanze nazionali e le esigenze radicate tra i territori e sui territori, perché se è vero, come è vero, che la crisi economica travolge tutte le regioni italiane, è anche vero che travolge con intensità diverse e con modalità diverse il Veneto dalla Calabria o dalla Basilicata. Perché se è vero che la crisi sociale determina e allarga le diseguaglianze, è altrettanto vero che le diseguaglianze che si stanno aprendo in Veneto sono diverse da quelle che si stanno aprendo in Lombardia e in Piemonte, ad esempio. E quindi il livello regionale potrebbe essere il livello protagonista della messa in protezione delle cittadine e dei cittadini di questa regione, costruendo una relazione col governo nazionale per una lettura condivisa, ma mettendo in campo strumenti efficaci, immediati e rapidi per corrispondere alle necessità. Ecco, io non ho capito, Assessore Calzavara, in quale modo, con quali strumenti, con quale progetto intendete con questa manovra di bilancio affrontare, meglio dire governare lo scenario complicato che stiamo attraversando. Perché è vero che siamo in una fase difficile, ma la politica a cosa serve se non a costruire le condizioni per orientare l'andamento degli scenari che stiamo in parte anche subendo. E invece ci troviamo nel 2020 a dover affrontare ancora una volta un mondo totalmente cambiato con il solito schema di gioco del 2020. Ma Assessore Calzavara, capirà anche a lei, lo capiscono tutti, che dal 2020 al 2023 il mondo è cambiato, le esigenze sono mutate, le necessità a cui avremmo il dovere di corrispondere si sono fortemente modificate. E noi in questo documento di bilancio troviamo soltanto questioni di dettaglio, pure importanti. Troviamo il nuovo intervento idraulico a Bovolenta per 250.000 euro, troviamo la bretella per qualche altro centinaio di migliaia di euro, ma cos'altro c'è di strategico, di innovativo, di cruciale che noi vogliamo mettere in campo per corrispondere al mondo che cambia? Ecco, io credo che abbiamo la necessità di dare il contributo, di dire come faremmo noi se fossimo al vostro posto, mettiamola così, in termini di collaborazione, di confronto. Lo dico anche auspicando che la discussione che si apre oggi attorno ai documenti di bilancio si consumi, si realizzi su binari diversi rispetto a quelli a cui abbiamo assistito 2 settimane fa, dove di fatto è stato un monologo delle opposizioni rispetto alla maggioranza. Anche alla luce di quell'esperienza noi abbiamo costruito una manovra emendativa che non vuole essere una polemica, una contrapposizione, ma vuole provare a chiedere alla Giunta regionale, sperando che il Presidente si degni di farsi vedere nel luogo nel quale è stato eletto almeno una volta, chiediamo alla Giunta e alla maggioranza di confrontarsi con noi rispetto alle questioni più cruciali, a quelle che a nostro giudizio sono delle priorità. Se voi ne avete altre discutiamo di altro. Non dico necessariamente per cambiare il bilancio della Regione, non sono così ingenua da immaginare di persuadervi in questa direzione. Lo dico perché il potere di cambiare il bilancio e di decidere che direzione deve intraprendere la Regione non ce l'ha la Giunta, ma ce l'ha questo Consiglio regionale.
ma ce l'ha questo Consiglio regionale e ce l'hanno i consiglieri regionali che hanno il dovere e il diritto di dire come la pensano. Hanno il dovere e il diritto di dire come la pensano. Trovo davvero curioso che un segretario di partito imponga ai consiglieri di maggioranza, anche non del suo partito, l'obbligo di non dire e non fare proposte emendative. Ma non perché poi c'è l'obbligo della maggioranza di votarle, ma sarà pure dovere e diritto di ogni singolo consigliere, a prescindere che sia di minoranza o di maggioranza, di avanzare un'idea, un contributo. Quindi noi lo vogliamo fare in quest'ottica, sapendo che non abbiamo i numeri, evidentemente, e neanche il consenso popolare. Li avremo però. Lavoriamo per averli, naturalmente, ma insomma lo vogliamo fare non in termini di contrapposizione o ma in termini di reale dialettica. In termini di reale dialettica, per provare a indicare quali sono secondo noi le priorità attorno a cui dovremmo aprire una discussione, un dibattito, sulle quali concentrare quelle scarse risorse di cui abbiamo la disponibilità. Ecco, noi ne abbiamo indicate 5, le riassumo brevissimamente perché poi spero che nella discussione troveranno anche modalità migliori forse per essere declinate. Ne abbiamo indicate 5 e attorno a queste 5 questioni chiediamo alla maggioranza di dirci che intenzioni ci sono, perché da quello che vediamo nel bilancio non c'è una sufficiente ingaggio politico su quelle che a nostro giudizio sono le 5 questioni principali, le 5 sfide più importanti che chi ha la responsabilità di governare deve vedere. La prima, care colleghe e cari colleghi, è l'ambiente, è la salvaguardia del pianeta. Io capisco che sia giusto indignarsi se qualcuno butta un po' di Nesquik sulla Basilica di San Marco o un po' di colorante dentro le acque della laguna. Ma care colleghe e cari colleghi, indigniamoci quanto vogliamo per la reazione, ma questa indignazione non può essere una scusa per non vedere la causa di quella azione. Il pianeta sta morendo. Tra poche centinaia di anni non sarà più il luogo adatto ad ospitare il genere umano. Non stiamo parlando della pioggerellina troppo intensa o dell'argine che tracima. Stiamo parlando del fatto che siamo tutti chiamati ad assumerci una responsabilità collettiva per la salvaguardia del pianeta, e guardate che non lo sta facendo nessuno, perché se andiamo a vedere quelli che sembrano gli esiti della COP28 in questi giorni, che si sta tenendo in questi giorni, abbiamo già l'idea di come questa responsabilità i governi nazionali non se la vogliano assumere. E noi dobbiamo dire da che parte stiamo. Io su questo una parola bisogna che la Regione del Veneto la dica. Stiamo dalla parte di quelle nazioni che non si vogliono far carico dell'impatto che i cambiamenti climatici stanno avendo sul pianeta, delle conseguenze drammatiche che l'innalzamento delle temperature sta avendo sulla vita delle persone oggi, non tra 100 anni. Vogliamo stare dalla parte di quelle nazioni che dicono che è ancora troppo presto per abbandonare le fonti fossili e convertirci verso le energie rinnovabili? O vogliamo stare dalla parte di chi dice che la salvaguardia del pianeta è il punto numero 1 della nostra agenda? Guardate, poi decidiamo come tradurlo in politiche regionali, però se noi non riconosciamo questa come priorità, non per noi, guardo il capogruppo la nostra è andata di vita, ma per chi verrà dopo di noi, anche lei marcato e messo peggio di tutti, ma anche per chi verrà dopo di noi. Il cambiamento climatico è una questione con la quale siamo obbligati a fare i conti, e io non voglio accontentarmi di far parte di un'istituzione a cui basta fare la passeggiata con la protezione civile per contare i danni il giorno dopo. Io voglio esercitare il mio ruolo perché le politiche attive costruiscano una lotta concreta ai cambiamenti climatici. Seconda questione all'ambiente, il consumo di suolo. Anche su questo
care assessore e cari assessori. Non mi interessa stare a dire di chi è la colpa e di chi non è la colpa. Facciamo che è colpa nostra, va bene? Nostra come collettivo. La regione del Veneto è la regione che in Italia ha consumato più suolo. È un dato oggettivo, lo dice l'ISPRA. È inutile che litigate con l'ISPRA perché non conteggi le strade o le conteggi. Il dato è oggettivo e anche fosse la seconda è comunque troppo. È comunque troppo. Su questa questione, che ha un impatto rilevante sui danni che i cambiamenti climatici di cui abbiamo parlato prima hanno sulla vita delle persone, vogliamo essere radicali? Una parola che adesso vi fa tremare. Vogliamo essere radicali e dire che quella legge meravigliosa che avete fatto nella scorsa legislatura, che si intitola riduzione e azzeramento del consumo di suolo, deve essere trasformata da un'enunciazione di principio ad una pratica concreta? È il tempo giusto per fare insieme questa scelta complicata, fastidiosa, che ci attirerà le ire di tutti quelli che vogliono costruire, ma se la facciamo insieme davvero non può essere una scelta che cambia il colore di questa regione. Ecco, io credo che l'ambiente debba essere l'argomento attorno a cui noi impariamo a declinare tutte le politiche regionali, uscendo da, diciamo, quel mood o quel ragionamento degli anni del secolo scorso per cui dobbiamo coniugare lo sviluppo e l'ambiente. No, noi dobbiamo coniugare l'ambiente alla vita delle persone e quindi allo sviluppo. La seconda grande questione, collegata esattamente a quella di cui vi ho appena parlato, è quella che riguarda la responsabilità che noi ci dobbiamo assumere rispetto alle giovani generazioni. Perché guardate, è una questione di impostazione, come dire, ideale, non soltanto di dettaglio. Decidiamo di volerci occupare delle giovani generazioni nel momento in cui cominciamo da oggi a costruire un contesto territoriale accogliente dove i giovani possano esprimersi liberamente e compiere percorsi volti alla loro reale e piena realizzazione di sé. Guardate che l'Italia e il Veneto non è questo posto. Abbiamo incontrato poco fa una delegazione degli studenti universitari, poi ne parleremo lungamente, ma al netto del problema connesso al diritto allo studio, quei ragazzi ci hanno raccontato di una difficoltà che hanno oggettiva di costruirsi un progetto di vita autonomo dentro questo territorio che è stato invece per decenni il luogo in cui le giovani generazioni di allora hanno costruito dal nulla un sistema economico e produttivo, si sono inventati un lavoro, hanno costruito città, hanno costruito un modello sociale tipico di questa regione. I giovani veneti di qualche decennio fa avevano l'opportunità di costruire a misura di se stesso il contesto nel quale decidere di realizzare il proprio progetto di vita. Oggi i giovani veneti sono disarmati di fronte alle difficoltà strutturali di cui abbiamo parlato e questo non può non essere una priorità. Il Veneto è una delle poche regioni in Italia che non ha una legge multisettoriale sulle politiche giovanili, che incroci il tema del lavoro, che incroci il tema del diritto allo studio, che incroci il tema della scuola, che incroci il tema dello sport, che incroci il tema della casa. Ogni volta con la collega capogruppo Stanel che ci poniamo il problema delle politiche giovanili, non sappiamo a quale assessore dobbiamo rivolgerci per avere una risposta, perché ognuno fa il proprio pezzettino. Ecco, assessore Calzavara, questa è la seconda questione sulla quale le lancio, diciamo così, una sfida. Costruiamo le condizioni per cui le politiche giovanili non siano spacchettate tra un assessorato e l'altro e costruiamo invece una lettura, una capacità di incidere su uno scenario multisettoriale sì, ma orientato a garantire alle nuove generazioni di poter trovare in questa regione le opportunità che cercano. Io non sto chiedendo alla Regione del Veneto di assistere i giovani, sto chiedendo però alla Regione del Veneto di offrire ai giovani delle opportunità che oggi non trovano. C'è il grande tema, terza questione, il grande tema sociale, ne parleremo a lungo durante la nostra discussione, che potremo mettere appunto
sotto il titolo lotta alle diseguaglianze, e anche su questo, guardate, siamo tanto indietro. Abbiamo degli indici di divaricazione che sono i peggiori d'Italia. C'è una distanza in Veneto tra chi può e chi non può, che è peggiore di altri territori, dove magari la povertà è diffusa e quindi diciamo c'è una maggiore incidenza del disagio rispetto ad altre regioni dove magari si sta pur bene e le distanze sono accorciate. È innegabile, Assessore, se vogliamo guardare anche gli indicatori che ci arrivano da rilevanti e prestigiosi studi, che la regione del Veneto è una delle regioni in cui le crisi che stiamo attraversando si è in maniera più marcata tradotta in un allargamento delle diseguaglianze. Ora, se è così, noi riteniamo che l'accorciamento di queste diseguaglianze debba essere la terza nostra grande priorità. Quarta questione, non dico niente di nuovo, però è giusto tornare da dove siamo partiti nel 2020. La quarta questione sulla quale chiediamo all'amministrazione regionale un maggiore impegno sia in termini di investimento di risorse ma anche di investimento di idee è l'ambito sanitario. Durante la pandemia abbiamo detto il comparto sanità deve essere la priorità della politica. Abbiamo attraversato anni in cui, anche grazie alle risorse europee, sembrava che effettivamente la sanità fosse tornata o potesse tornare ad essere in cima all'agenda della politica nazionale ed europea. Finite le risorse europee, il comparto sanità torna ad essere martoriato da pesanti tagli e da pesanti sottodotazioni finanziarie. Io non lo so come ne verremo fuori, ma di fronte ad una popolazione che invecchia fisiologicamente e che dunque vede accrescere il bisogno di cura, noi stiamo arretrando sul piano dei finanziamenti alla sanità. E questi due fattori, posti in questa contraddizione, non possono reggere alla sfida del futuro. Lo dicono anche qua tutte le più importanti organizzazioni che si occupano di sanità. Se andiamo avanti a questo ritmo, il sistema sanitario pubblico nazionale è destinato a collassare, perché i costi aumentano. Pensate che con i 3 miliardi in più che ha messo il governo nel Fondo Sanitario Nazionale non riusciamo neppure a coprire l'incremento che l'inflazione ha determinato sui costi sanitari. Quindi è formalmente un aumento del finanziamento, ma in realtà ce ne danno meno perché aumentano i costi e aumentano i bisogni. E stiamo parlando di un bisogno, il bisogno di cura, che è potenzialmente infinito, perché non c'è un livello dove ci si può fermare se si volesse davvero realizzare pienamente il diritto sancito dalla Costituzione per tutte le persone di avere un accesso uguale per tutti, universale, alle cure di cui ha bisogno. E invece noi il tetto l'abbiamo fissato definendo i LEA, ma che è un tetto che continuiamo a rivedere a ribasso perché le risorse che abbiamo disponibili non ci consentono di esaudire quel principio costituzionale. E allora sulla sanità serve un impegno maggiore. Abbiamo presentato come gruppo del Partito Democratico un progetto di legge statale in cui chiediamo allo Stato e al Parlamento italiano di assumere come parametro per lo stanziamento della spesa sanitaria il 7,5% del PIL. Io penso che questo, ad esempio, sia un tema attorno a cui possiamo costruire una maggioranza che chiede questo impegno al Parlamento. Perché la conseguenza è quella che già vediamo ormai da un po' di anni. I soldi non bastano, guardo l'assessore Lanzarin. Le aziende sanitarie locali chiudono i bilanci in rosso da anni e abbiamo messo, dopo anche su questo torneremo, diciamo, come dice l'assessore, alla musina negli anni più buoni per affrontare questa difficoltà, ma la musina finisce e se non c'è un intervento strutturale anche sul piano finanziario, dal livello nazionale, quando la musina è finita noi, come si dice, tiriamo giù la serranda anche del servizio sanitario pubblico. E allora costruiamo insieme le condizioni per cui
almeno l'organizzazione regionale sia più reattiva e resiliente rispetto a questo contesto. Abbiamo presentato, la vice capogruppo e vicepresidente Bigon, una serie di emendamenti, di proposte su cui vi chiediamo un po' di ascolto e di disponibilità. E infine chiudo con l'ultimo tema rispetto al quale io credo oggi sia fondamentale che la Regione del Veneto acceleri, perché il tempo è finito, ed è la questione che riguarda la legalità e la sicurezza. Lo dico perché fare politiche a favore della legalità significa fare politiche che agiscono in funzione di un rafforzamento delle istituzioni democratiche, perché dove c'è illegalità, corruzione o criminalità organizzata anche le istituzioni democratiche vacillano, e dall'altro lato significa agire immediatamente affinché ci sia un presidio più forte per l'economia sana di questa regione, che è la stragrande maggioranza. E allora investire sulla legalità significa investire sulla democrazia e sullo sviluppo economico di questa regione. E sulla legalità si investe sia sul piano culturale, mettendola al centro della nostra agenda politica, costruendo una cultura della legalità a partire dalle nuove generazioni, ma si costruisce anche attraverso azioni concrete finalizzate ovviamente al finanziamento delle leggi regionali che presidiano questo tema, ma anche rafforzando tutti quei presidi di controllo e di legalità che sul nostro territorio sono da troppo tempo sottofinanziati. L'esempio dello Spisal è il più clamoroso. Non può esistere che una delle regioni in cui si registrano all'anno il maggior numero di morti e di incidenti sul lavoro sia una regione che vive da ormai troppi anni con una sottodotazione degli organici di quei presidi che dovrebbero appunto prevenire gli incidenti e i morti sul lavoro. Perché la legalità passa anche attraverso la costruzione di un sistema che tuteli il mercato del lavoro rispetto a fenomeni di illegalità, che poi producono inevitabilmente non soltanto un problema sociale legato al cosiddetto lavoro povero, ma anche un problema drammatico connesso alla sicurezza sul posto di lavoro. Ecco, noi sono queste le questioni che vorremmo che fossero oggetto del confronto tra noi, magari ce ne sono altre che a noi sono sfuggite, che la maggioranza intende invece indicarci come prioritarie. Abbiamo indicato queste 5 questioni: l'ambiente, i giovani, il sociale, la sanità e la legalità, come le 5 questioni attraverso cui può ripartire la Regione del Veneto dentro quel contesto di incertezza che ci siamo detti. Ovvio, non pretendiamo e non ci aspettiamo che siano tutte al centro da oggi, dal 2024, della nostra discussione, ma questo è un bilancio triennale e io penso che in 3 anni noi potremmo fare un investimento attorno a queste 5 questioni serie. Ora vi ho elencato la questione, diciamo, gli aspetti più politici, ma ogni singola questione di cui vi ho parlato è declinata in maniera puntuale attraverso una manovra emendativa in cui vi chiediamo e vi sottoponiamo una serie di proposte di intervento, di finanziamento, operative, concrete, perché la lotta contro i cambiamenti climatici, perché l'investimento sulle giovani generazioni, perché la lotta alle diseguaglianze, perché il diritto alla cura e perché il presidio della legalità siano concretamente tradotti in azioni che la Regione può mettere in campo da domani mattina per avanzare insieme. Ecco, Presidente, questo è lo spirito con cui noi abbiamo affrontato questa manovra di bilancio, che non è soltanto un documento tecnico-contabile, ma che è principalmente uno strumento politico. Questa è la lettura che noi abbiamo della società italiana e veneta e questa è la proposta che noi avanziamo alla Giunta, ma direi al Veneto, attorno a cui ricostruire ciò che le macerie delle guerre e delle pandemie ci hanno lasciato. Io penso, e chiudo davvero, che se vogliamo fare il nostro lavoro non possiamo accontentarci di aver preso 3 anni fa il 77,6% dei voti.
dato straordinario, ma quello è un punto di partenza, non può essere il punto d'arrivo. La responsabilità di mettere a disposizione della Regione del Veneto quel 77% per produrre risultati concreti è una responsabilità che sta in capo ovviamente alla Giunta regionale, ma anche a tutte le colleghe e i colleghi che stanno dentro questo Consiglio. Grazie.